io oggi non posso dirvi quello che può succedere, perché non posso prevedere quanti minuti giocherà Lozano e di quei minuti quanto impegno psicologico, e poi tu vai sotto di 2-0, devi recuperare un 2-2 perché altrimenti non passi il turno. Che faccio, il santone come qualcuno dice? No. È un market pazzesco. Rumori incredibili. Rumori. Amici bellini, allora, perdonerete tutta l'assenza, però quelli più attenti ogni tanto si cercano e si guardano, iscritti al canale Telegram, sanno che ci sono gli short sul mondiale, io qualche partita me la sto vedendo, insomma, qualcosa mi entusiasma più di altro, non la lascio lì così. Il Brasile sta in questo momento vincendo e stasera ci guardiamo sicuramente Oliveira, ma sono uscite delle date, quindi noi facciamo per completezza, arriviamo al, perché il discorso della stagione del Napoli finora e i vari episodi, giudizi senza voti, ecco, il pagellone senza voti, poi potrei fare anche un pagellone con i voti perché ci avevo pensato, ma vediamo come mi esce perché devo rispettare l'istinto. Quindi parliamo di Spalletti e poi ci vediamo a fine video perché ci sono queste date, dobbiamo e se incontrassimo Hamsik cominciamo. E praticamente mi stai citando Spalletti, il mettere sempre quel qualcosina in più nella partita successiva, perché ogni squadra farà questo per essere la prima che ti ha fermato. Beh, e quindi arrivando a Spalletti, un giudizio per Spalletti per chiudere questo video. quando l'ha detto, e tu sai che io l'avevo detto come impostazione filosofica prima, e Spalletti quest'anno mi sta piacendo tantissimo. Qualche cambio, soprattutto all'inizio della stagione, un po' tardivo, poteva far giocare qualche minuto in più qualcuno. Mi è piaciuto tantissimo le conferenze stampe, anche quando era svogliato con una parte dell'ambiente, chi vuol capire. È un essere umano pure lui. Allora, io calcisticamente posso solo ringraziarlo e imparare, perché nessuno di noi, ma nessuno di noi, anche tutti i colleghi, componenti e allenatori di Serie A, è allenato Roma, Inter, Napoli, che non significa che non possiamo valutare o cercare di capire o analizzare, però nessuno di noi. A livello umano l'ho trovato migliorato rispetto all'anno scorso, perché probabilmente c'ha delle componenti nuove con cui, diciamo, non ha attriti e sofferenze, no? Ed è evidente questo, no? Insigne non si può sostituire, se no diventa un problema, eccetera, eccetera. E quindi questo può significare che tu puoi dedicare più energie positive alla squadra componente, perché ogni cosa nella nostra vita, cioè io oggi sto facendo questo video con Valerio, no? Non è un rinfaccio rimprovero, sto impegnando comunque del tempo e delle energie che non impiego da altre parti, no? Quindi noi non consideriamo il fatto che se non siamo infiniti, no? Se facciamo una cosa anche a livello psicologico come concentrazione, questa cosa ci costa anche a livello proprio di glucosio, no? Il glucosio nel cervello ci costa delle componenti energetiche. No, tu ridi, però è così, nel senso. No, assolutamente. Io Così pensavo già alla chiusura del video dove ti ringraziavo per averci dedicato questo tempo. Magari gli amici bellini non lo vedranno di 2 ore perché io farò i miei tagli e probabilmente quest'ultima parte è quella che risulta più interessante, ma probabilmente ne faremo uscire 2, lo spezzetto, tu mi concederai la libertà. Forse è meglio, diciamo, dell'analisi singoli giocatori, è veramente un capitolo a parte, così. Sì, perché è molto interessante anche tatticamente. Sei tu il maestro, cioè, no, Spalletti mi sta piacendo molto e mi piace molto e gli voglio veramente mandare un affettuoso, per quanto sono sconosciuto, saluto e ringraziamento per il lavoro svolto, e non ha bisogno né della mia stima né dell'incoraggiamento, semmai solo curiosità di come proseguiremo. Io il mio messaggio filosofico al mister l'altra volta, per quanto poi adesso è tagliato, ne abbiamo parlato in privato, l'ho lanciato, e quella secondo me è la strada giusta per arrivare lì. Molto bene. Poi Spalletti non è un ragazzino di 21 anni, è già un po' diverso il discorso tra lui e un Raspadori, è un uomo di 60 e passa anni, che significa non solo professionalmente, anche nella sua vita ha un percorso già importante, quindi sa gestire. Dobbiamo solo dire, permettimi questo, questa è una cosa invece importante, che non è un discorso su Spalletti. Valerio, sul fatto che Spalletti abbia vinto un campionato perché in Russia ci si ferma, a parte è vero, no? Ma c'è una narrazione che è di una stupidità umana, e fatemi dire il perché, no? A questo punto è importante, perché c'è la narrazione da un lato
che dobbiamo perdere tutto, ci recupera l'Inter, non l'altro, ma noi vinciamo perché siccome c'è la doppia partenza, Spalletti è un maestro, perché perde punti lì, lui ha già vinto con lo Zenit. Di nuovo è un concetto basato sul nulla, perché il campionato in Russia si ferma sempre, non è quell'anno. Questa è l'anomalia qua. Quindi lui entrò in un contesto che storicamente, quindi tutte le squadre, la preparazione di tutte le squadre, anche lui quando si insediò, no? Storicamente ha quell'andamento. Per lui, per lui singolo era una novità, ma per la storia di quel campionato è la normalità. Ma poi è la storia di quel campionato, non c'è la variabile mondiale, ok? Poi lui non li ha vinti tutti gli anni, perché è vero che un anno l'ha vinto, però un altro anno no. E come sempre il calcio, nella narrazione dei miei colleghi, prende l'eccezione, la fa diventare la regola su cui basare delle affermazioni assolute. È quello che funziona, è quello che io non ho mai amato. Quindi è vero quello che è successo, non è che io dico adesso Spalletti non l'ha vinto, ma non è un confronto minimamente omogeneo, perché adesso tu ti inserisci in un campionato che non ha mai fatto questo tipo di pausa, mai storicamente, che fa questa pausa perché c'è un mondiale. Quindi mentre la pausa, e chiudo, permettimi, questo ci tenevo molto a dirlo, è una pausa che riguarda solo quei giocatori e quelle squadre, dove quei giocatori e quelle squadre avranno un periodo di vacanza, un periodo di richiamo, ognuno sarà là. Invece questa pausa, che non è pausa infatti, è interruzione, invece dicono la pausa, riguarda tutte, perché tutti i campionati, ma non tutti allo stesso modo, e non tutti allo stesso modo avranno una progressione, perché non tutte le squadre arriveranno in fondo. Quindi come faccio io a confrontare a livello omogeneo quello? Non c'è niente di omogeneo, se non l'addizione in italiano che c'è la pausa. Ma non è vero, perché lì si fermano tutti e qui non si fermano tutti continuano, e chiudo, ma continuano in modalità, minutaggi, tempi e impegni, perché chi giocherà l'amichevole è una cosa, chi si va a giocare la semifinale del campionato del mondo è diverso, e chi viene eliminato. Quindi perché viene raccontata questa cosa? Non spetta a me rispondere a questa domanda, perché non la racconto io, però quello che posso dire alle amiche, agli Berlini e a Valerio, perché mi sento di dirlo a un livello proprio di onestà nei vostri confronti, perché non sto qui a fare il buffone, non cadiamo in questa trappola di questo racconto, perché ci toglie dal vero obiettivo, dal problema, che è un problema dove io oggi non posso dirvi quello che può succedere, perché non posso prevedere quanti minuti giocherà Lozano e di quei minuti quanto impegno psicologico, e poi tu vai sotto 2-0, devi recuperare un 2-2 perché altrimenti non passi il turno. Che faccio, il santone, come qualcuno dice? No, quindi stiamo dicendo una cretinata, la pausa, la doppia partenza, no, ci sono troppe variabili che oggi non conosciamo. Già quando il campionato del mondo sarà più avanzato potremo dire questo giocatore è già tornato, questo ancora lì, questo di questa squadra in Francia si è infortunato, non voglio nominare qualcuno perché io non sono per gli infortuni. Pensa a quanto Benzema si è infortunato. Sono tantissime queste variabili che invece non ci sono nella pausa del campionato russo, quindi è una stupidaggine quella qui. Spero di essere stato... grazie. Assolutamente sì, perché noi cerchiamo di distruggere i luoghi comuni e alle volte dà anche un po' fastidio perché non lasciamo niente che si può dire più nemmeno nei commenti. Però ragazzi, prendere o lasciare, a me piace così, perché poi c'è anche quello stimolo, anche a livello personale, dico questa cosa, perché poi non ci sentiamo sempre tutti i giorni, io faccio i video tutti i giorni, vediamo se Guido accetta questa cosa piuttosto che un'altra, perché altrimenti dobbiamo riconsiderare. Ti ringrazio infinitamente per il tuo tempo. Gli amici bellini non sanno quanto è durata tutta, ma io ti ringrazio tantissimo per avermi dedicato questo ritaglio del tuo tempo con tantissimi impegni che hai. Guido Gentili. No, grazie a tutti voi per la pazienza infinita, immagino, grazie a Valerio per l'invito, e insomma resistiamo questa lunga, come dobbiamo una pausa dove ci stiamo sentendo qualunque cosa, perché diventa anche per le tifose e i tifosi, no? Diventa quasi stressante questa pausa. I giocatori poi si parla di mercato, invece viviamola, e vi saluto di nuovo, sennò poi i saluti diventano lunghi come il finale del Signore degli Anelli. Viviamola invece come un'opportunità per approfondire gli argomenti, per rilassarci e per capire delle sfumature che prima invece, presi dalla concitazione dell'evento, della partita, non avevamo colto. Perfetto, un abbraccio Guido Gentile e a tutti gli amici belli.
E insomma, amici bellini, abbiamo concluso questa prima parte, insomma, delle analisi, anche parlando di Spalletti che ci fa sapere delle cose sul ritiro della Turchia. Quindi noi facciamo questo Ambrabam tattico. Ringraziamo ovviamente Benvenuto Scricciolo, perché non è che uno non ringrazia i nuovi iscritti fedelissimi che anche senza video sanno che ci si può iscrivere, vi vedete gli short eccetera eccetera. Ma sono uscite queste cose qua e sicuramente Lombardo starà come un pazzo. Non partiamo, cioè, niente ufficiale, può essere pure che non partiamo proprio, perché in queste ore sicuramente il Napoli ufficializzerà, perché il leak è il leak, e quindi sono uscite, vedi, non solo il Napoli in Turchia, gli altri club presenti. Il pannello presenta i loghi delle formazioni che insieme agli azzurri raggiungeranno la Turchia per sostenere questa fase di preparazione atletica. Oltre a Napoli infatti saranno presenti in Antalya anche 2 club inglesi, Crystal Palace e Hull City, 3 squadre di Super League Turca, Antalyaspor, Istanbul, Başakşehir e Trabzonspor proprio di Hamsik. E chi non sa dire Kvaratskhelia può venire a sfottermi, perché non so pronunciare queste cose e non mi interessa nemmeno saperlo fare. Di conseguenza veniamo a sapere che quello che è certo è che al ritorno, il 17 dicembre, ci sarà il ritorno dal ritiro, ci sarà la sfida a vedere al Maradona. Quindi questa amichevole la sappiamo. Non sappiamo come se queste squadre si incontreranno in amichevole. Sarebbe bello incontrare Hamsik. Spalletti e il preparatore Sinatti hanno in mente un richiamo atletico graduale sul modello di quello che si tiene in estate, nei primi giorni delle vacanze. Ecco perché tutto il video si ricollega al discorso, non è perché uno già allo zero, anche perché Spalletti ha spiegato che i giocatori dei mondiali non dovranno raggiungere Antalya. Quelli eliminati, una volta eliminati, avranno 10 giorni di riposo. In ogni caso non è una novità gestionale questa per Spalletti. Ai tempi dello Zenit è stato già ad Antalya, anche se come sede del ritiro invernale il tecnico di Certaldo optò per Coverciano. E qua ci fa capire quello che Spalletti ci accennò: qualche cosa della Turchia mi piace, qualche cosa meno. Ecco, quindi questo così. Per quanto riguarda Kim, un po' di ansia, un po' di apprensione, perché abbiamo visto, gli amici abbonati mi dicevano che si accasciava a terra, che era praticamente infortunato, ha cercato di dare tutto, altri titoli dice che era tutto colpa sua. Io sinceramente non lo so, non posso giudicare. Il ragazzo si deve riposare come tutti gli altri e quindi stiamo tranquilli. Dobbiamo piano piano recuperare Rachmani, dobbiamo recuperare Kvara, che sicuramente il riposo gli avrà fatto bene alla schiena, e così, e poi ragionare sul discorso Demme, che è quello che è più in bilico, perché secondo me Zanoli non credo che il Napoli farà niente su quella fascia per Di Lorenzo, ma magari per Demme, ecco, se Demme chiede effettivamente di essere ceduto, si rende conto che non ci sono possibilità per lui, lì il Napoli potrebbe fare un'operazione di dentro e fuori, insomma si toglie Demme, si parla adesso si è parlato di Frattesi, si parla di Maxi Lopez, si è parlato Maxim Lopez, non Maxi Lopez, perché attenzione, però noi stiamo a vedere con calma. Non ce la faccio più, i mondiali mi annoiano, mi piace qualche cosa ma altre cose mi annoiano, ho bisogno del Napoli e quindi mi vado a vedere Oliveira contro il Portogallo da New York. Valerio Fluido è tutto, voi mi aiutate con i like, con i commenti e con le cose belline, perché l'algoritmo si è scordato di me e non so più di cosa parlare. Benitez, Reina, l'importanza di alcuni personaggi nello spogliatoio, come si è detto per Juan Jesus, eccetera eccetera. Troppe, quante cose. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe.